Gli spettatori diventano parte integrante della scenografia, elementi che in religioso silenzio e senza intervenire assistono al dispiegarsi di una pièce teatrale dall'incredibile intensità e insondabile emozione. Grande serata ieri al Teatro Pirandello, una rappresentazione fuori dagli schemi e anche fuori dal palco. Sì, perché la cena di Giuseppe Manfredi per la regia di Walter Manfred, interpretata da uno straordinario Andrea Tidona, si propone come uno spettacolo che rompe il cliché tradizionale, porta il pubblico direttamente sulla scena e gli regala un momento di partecipazione che diventa attiva tramite le espressioni di stupore, incredulità, ilarità, un coacervo di elementi proposti unicamente a 30 persone a spettacolo. È una tavola imbandita di tutto punto ad accoglierli, un sontuoso salone e un diabolico padre che tra smorfie di disapprovazione e stratagemmi al limite di un mefistofelico personaggio con la complicità di un maggiordomo ombra mette alla berlina il futuro marito della figlia tra allusioni, derisioni, malvagità e spettri incestuosi. Un teatro certamente per intenditori che sorprende e a tratti intimorisce, in cui la sensazione di sentirsi ospite e gradito si alterna a quella di percepire l'imbarazzo del sentirsi fuori posto a causa delle tematiche a tratti scabrose che prendono forma a quella tavola. Certamente un appuntamento da non perdere per conoscere il teatro della persona. Andrea Tidona. Ma questo teatro della persona nasce proprio per coinvolgere il pubblico. È possibile raccontarlo dall'esterno? No, per quello che è la mia esperienza è possibile incuriosire il pubblico, ma quello che si prova stando in scena, anche noi attori, perché guarda, la prima volta che l'abbiamo fatto io ero piuttosto in ansia, recitare con la gente qui, abituati ad avere il pubblico laggiù, quindi lo sai che c'è, magari con la coda dell'occhio lo avverti, ma da qui ad averlo lì accanto che muove la posata, che beve, che fa... Cioè, non sei abituato, è una distrazione continua in un certo senso, però poi a poco siamo entrati dentro questo meccanismo e diventa invece una goduria, ma solo standoci lo capisci, perché tutti gli altri spettacoli che Walter ha fatto, la confessione, il viaggio, come fai a raccontare che cosa prova qualcuno che si vede inginocchiare un peccatore attore accanto e che a questa distanza ti racconta il suo peccato, che spesso è un peccato pesantuccio, diciamo così, e fra l'altro poi con questa formula studiata di uomini che si confessano alle donne e di donne che si confessano agli uomini, quindi ti lascio immaginare. Quelle cose lì solo se ci sei dentro lo puoi capire, lo puoi provare. Se va raccontato, ripeto, incuriosisce ma non va oltre. Francesco, un ruolo molto intenso, quello di Francesco. Ma diciamo, secondo me è il ruolo poi dove il pubblico si specchia un pochettino di più, perché il pubblico alla fine, come me, cioè come il mio personaggio, è totalmente all'oscuro delle vicende, no? che poi si estrinsecano insomma, durante lo spettacolo, quindi da una parte devo dire mi sento fortunato, dall'altra è un bellissimo ruolo, una bellissima occasione insomma, che Manfred così mi ha dato. In realtà poi questa è una sostituzione, io lo dico sempre che poi le cose più interessanti che mi è capitato di fare sono state quelle in cui sono andato a sostituire qualcuno, vabbè questa è una cosa mia. Una figlia con una vita che comunque non viene spiegata chiaramente, però si preannuncia e si definisce come una vita difficile. Ecco, questo rapporto con questo padre quasi diabolico, è difficile entrare in un personaggio del genere, quanto comunque si può sentire un ruolo di questo? Beh, è un ruolo che si sente molto perché appunto purtroppo ci sono delle situazioni familiari di questo tipo, anche delle famiglie con dei genitori e dei figli che hanno un rapporto morboso, non chiaro o al limite dell'incesto o anche incestuoso, per cui è complicato. Ovviamente in questo caso si rientra in un gioco teatrale e quindi interpretarlo per fortuna è una gioia, è un divertimento, però da una parte c'è il fantasma, come dire, di questa tipologia di rapporto che purtroppo esiste nella realtà e che nessuno di noi vorrebbe mai provare.